La vita quotidiana degli antichi veneti, ricostruita con i reperti emersi dagli scavi dell'area archeologica di Altino, ora in esposizione nella mostra dal titolo più che eloquente Modus Vivendi, come ci spiega la direttrice del museo in questa occasione per noi nella veste di guida d'eccezione. Attraverso gli oggetti rinvenuti nella infrastruttura idraulica scavata nel 2022 abbiamo la possibilità di avere uno scorcio sulla vita quotidiana delle persone che vivevano sopra la cloaca 2000 anni fa. Questa è una ricostruzione di Altino a cavallo nel corso del I secolo d.C. Noi in questo momento ci troviamo qui, questa è l'area dove è stato fatto lo scavo nel 2022. Cosa è emerso? Molto, in particolare la struttura più importante, una grande cloaca. All'interno della cloaca abbiamo trovato anche molti indizi della dieta e dell'ambiente di Altino di 2000 anni fa. Vedete come ci sono noccioli di pesca che sono identici agli attuali, di ciliegie, di olive, e poi anche sono stati trovati minuscoli frammenti di cereali. Un allestimento evocativo dove con i resti vegetali e di animali tutti perfettamente conservati sul fondo della cloaca grazie alla perfetta temperatura, cioè alle condizioni di forte umidità, anche altri eloquenti testimoni del modo di vivere dei nostri antenati. Questi frammenti ci raccontano di quanto stretti fossero i rapporti tra Altino e località di tutto il Mediterraneo.